E abbiamo trovato questo famoso, io non lo conoscevo, però è interessante scoprire le cose, effetto Baumol, che spero di aver letto giusto. Noto anche come la malattia dei costi. Ora, diciamo, come d'altronde è stato nell'ultimo secolo, che la produttività nel settore manifatturiero, cioè quello che produce le cose, si alzi, mentre quella del settore dei servizi, che ripara le cose, rimane stagnante. I salari nei due settori però tenderanno a livellarsi, quindi all'aumentare di quelli del manifatturiero saliranno anche quelli dei servizi. Perché? Perché banalmente altrimenti tutta la manodopera tenderebbe ad andare sul settore più ricco, quindi il settore un po' meno ricco comunque si deve adattare almeno in parte. Quindi la manodopera costa grosso modo uguale nei due settori, ma siccome il settore dei servizi non ha aumentato la propria produttività, vedrà costi totali più alti, al contrario di quelli della manifattura. Ecco perché nel tempo riparare qualcosa è diventato relativamente più costoso rispetto all'acquistarla nuova.